la Dunata per noi è anche un grande evento per i nostri cuori, per la nostra storia, per la nostra passione e va a radicare ancora di più quell'amore profondo e quella riconoscenza profonda. Per noi è anche un'occasione questa per dire grazie agli alpini in armi che sono in questo momento impegnati su tutti gli scenari nazionali e internazionali e poi all'Associazione Nazionale Alpini che per noi è preziosissima. È praticamente tutto pronto per la 96esima Donata Nazionale degli Alpini che quest'anno avrà luogo a Biella. Tutta la soddisfazione della regione Piemonte nelle parole del presidente Alberto Cirio, con la città biellese già pronta ad accogliere su per giù 500.000 di alpini da tutta Italia. Una grande festa nazionale che interesserà ovviamente anche le tantissime penne nere che arriveranno da tutto il Friuli Venezia Giulia. Dopo Udine e Vicenza, adesso quindi la Donata si prepara a vivere la sua 96esima edizione a Biella, laddove i vessilli tricolore già tappezzano la città, un'eccellenza italiana che va celebrata sempre al meglio, rappresentando i sentimenti di unione e nazionalità che possono sempre fungere da collante in momenti di crisi. Dal 9 all'11 maggio sarà grande festa a Biella, garantisce il presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Faber. Alpini, portatori di speranza, quindi anche qui a Biella. Forse non ce n'era necessario perché Biella è già una città che ovviamente conosce gli alpini ed è pronta veramente ad accoglierci per quello che ho visto già stamattina. Però ecco, questo è un segnale forte che vogliamo darlo soprattutto in prospettiva per dare forza e coraggio a chi in questo momento magari soffre e ha bisogno, ma vogliamo anche darlo per dare un messaggio di guardare in avanti, di saperlo fare, recuperando i nostri veri valori, lasciatemelo dire, fondamentali, ricordandoci che il sacrificio, il dovere, la famiglia sono per noi elementi fondamentali. Il riferimento anche ai nostri valori religiosi, il riferimento soprattutto alla nostra capacità di saper dare soprattutto nel modo giusto, saper dare senza chiedere, saper essere sempre pronti e disponibili. Ecco, questo è il messaggio ed è il nostro messaggio di grande speranza che vorremmo trasmettere anche ai giovani.